Calano le richieste e diminuisce la durata media dei soggiorni. Queste le prime indicazioni sulle presenze turistiche a Sestri Levante, che emergono dopo aver consultato alcune strutture alberghiere della Bimare. Meno richieste, ma la grande affluenza estiva permette a molte strutture di essere comunque al completo, con poche eccezioni che riguardano i giorni feriali. A Sestri gli assenti di quest'anno sono soprattutto i turisti italiani, mentre tra quelli stranieri, soprattutto da Nord Europa e Stati Uniti, il calo resta contenuto. Il soggiorno medio, ormai in calo costante da una decina d'anni, è indicativamente di 2-3 giorni, con una grossa sproporzione tra le richieste nel weekend rispetto a quelle nei giorni feriali. Sono soprattutto le coppie di mezza età e le famiglie a scegliere Sestri e le sue strutture, con un'alta percentuale di clienti affezionati. Nonostante il calo di richieste, giugno e la prima metà di luglio sono stati un periodo di ripresa rispetto ai mesi di aprile e maggio, in cui il meteo poco clemente ha ridotto drasticamente gli arrivi. Lo ha sottolineato anche Francesco Andreoli, presidente del consorzio che si occupa il turismo Liguria Together. Ma la tendenza sembra direi positiva, dopo comunque un inizio un po' faticoso, derivato soprattutto da aprile, maggio, senza un giorno di sole. Giugno abbiamo recuperato molto bene, luglio sta andando molto molto bene, le previsioni per agosto e per settembre e ottobre sono in linea. Lo conferma anche il rapporto della Federalberghi sui primi 5 mesi dell'anno, dal 1 gennaio al 31 maggio, che mostrano un calo delle presenze del 13,38% rispetto allo stesso periodo del 2018, dato leggermente più alto rispetto a quello medio del Tigullio, assestato al 13,09%.